il vino si va a bere oggi? Vieni, mettiti a sedere perché oggi si vola. Una novità di Rolling, una novità comunque degli ultimi tempi, di questo 2022, in Veneto, sui Colli Iberici, e la cantina si chiama Indomiti, di Simone Ambrosini. È un gran bel progetto, ci è piaciuto fin da subito. Il vino è Ramingo, è colui che vaga senza una meta precisa, che è un po' la filosofia della cantina, comunque il recupero di vigneti abbandonati, senza mai avere però una base fissa. Ramingo è un uvaggio di Sauvignon Blanc e di Pinot Bianco, fa una fermentazione spontanea, una macerazione sulle bucce di 3 giorni che comunque lascia un gran bel colore, sì. E fa affinamento in vetroresina, un po' di solforosa solo all'imbottigliamento, non filtrato, non chiarificato. Io andrei all'assaggio. Andiamo all'assaggio. È un vino che ha un appeal subito in bocca molto interessante. L'uvaggio Pinot Bianco e Sauvignon si traduce in una bevuta molto esplosiva. L'attacco, come si diceva, è morbido, bello, imponente anche come struttura, ma in realtà in bocca è lieve, fluttua, è molto dinamico, si rimbalza da una sensazione all'altra, c'è un'ottima sensazione fruttata, poi c'è una nota anche più burrosa, molto interessante, che avvolge, no? Dona setosità in bocca, uno spessore, e sul finale ritorna un po' la sensazione di morbidezza. Esce un po' di tannino giusto, vellutato, e si ritorna alla fine con questa chiusura morbida. Veramente un bel vino. Anche a me sta piacendo veramente tanto, e cioè trovo che comunque nonostante tutto resti comunque un vino bello fine, che ti porta a bere, l'abbini con moltissime cose, Sì. secondo me ti diverte anche lì. Io Roby aggiungerei su questo vino che comunque il carattere di questo Ramingo, che il vino è pieno di carattere, tanta forza, tanta vitalità, che secondo me rispecchia tanto anche il carattere e la forza di Simone. Roby, se ci vuoi dire 2 parole sulla storia di Simone della cantina. Storia molto avvincente. Simone parte per l'Australia per un lungo viaggio, un po' anche alla ricerca di se stesso, e inizia a lavorare a contatto con la terra, quindi in fattorie, in realtà agricole. Scopre che questo mondo in realtà dice molto di lui, specialmente è molto colpito dal mondo del vino. Quando torna si segna all'università, enologia, e poi dopo incomincia un percorso di ricerca, no? Anche il nome, Ramingo, e la ricerca culmina in un vigneto di 60 anni a Pergola, con un uvaggio molto variegato, molto particolare, che lui decide piano piano di restaurare. Parte un po' il progetto di Indomiti. Come diceva Tommy, ancora la cantina non c'è nel progetto di farla, quindi per ora è un po' Ramingo, appunto, da amici a fare delle vinificazioni, però il manico c'è. Veramente bravo Simone. Bravo Simone. Un'ottima scoperta, ragazzi. Questa cantina è da tenere d'occhio, Sì, e da scoprire. Quindi, assolutamente. Ragazzi, alla prossima, e noi ci finiamo la bottiglia.